Guardi, la routine pre-YouTuber League prevede anche una bella sistemata ai capelli dal barbiere più forte in circolazione. Salvatore Lanza. Prima e dopo. Mamma mia, ha giocato 600 anni a quello. No, perché poi e per la prima volta in YouTuber League c'è una novità assoluta che riguarda il Napoli YouTube, che tra poco vedrete. Borsone pronto e allora andiamo. E signori, oggi ci accompagna il portiere migliore di YouTube Italia, Darione. Come stai? Tutto bene, siamo concentrati a guidare, che è importante. Allora signori, piccolo spoiler di quello che vi annunciavo prima. Questa è la grande novità. Adesso la vedete un po' con la cinta avanti, ma oggi per la prima volta su YouTube Italia una squadra di calcio di creator ha praticamente la divisa. Cioè noi oggi andremo tutti vestiti uguali alla finale di YouTuber League. Diciamo una cinta che si toglie continuamente. E quindi niente, ringraziamo infatti Balance Store che ci ha fornito, diciamo, questi completi. Dateci un'occhiata, fateci pure un salto stasera a Fragola che ha Orta di Atella e tanta roba. Attenzione, vedo altri due modelli del Napoli Creators. Guardate qui, lo vedete proprio per intero, il completo adesso. No! Eccoli qui, i fratelli Chalet Boom Boom. Eccoli qua. Allora, però, frate, è stato proprio bello sta. È vero. Ma che ne pensi la freschezza da stamattina? si fanno 10 cavoli fuori. Aspetta, ma quale freschezza? Loro due o la macchina? No, tutto. È il complesso. Ari miei pinguini. Ma se Dario non para 2 rigori io lo ammazzo oggi. Tu ci dovevi stare oggi. Quindi alla fine già ha girato 2 rigori a favore della Juve. Sì. Ci vanno una sacoche. No, già inizia con uno sguarro cazzone stasera. Perfetto, andiamo a prendere un altro componente del Napoli. Diziamo comunque un zoo. Ah, canna che è stata capo. Guarda proprio pesce. Tu muovro no, ma rosti case. E cattate gomma che ci fai tociato. Qua abbiamo l'appuntamento con tutti gli altri alle 7:30. Mezz'ora di traffico. Arriveremo alle 19:52 per andare a prendere a sta capoccia. Abbiamo fatto tanto. Ragazzi, in macchina abbiamo un fan che è grande. Che ne pensi? Chalet Boom Boom. Sesso e samba. Non siamo troppo diversi. Che idea. Ma quale idea? Che idea? Ma quale idea? Ma quale idea? Ma un po' che si cagava sotto. O blindava pesce. O blindava proprio pesce. Allora, lo blindava. Hai ragione che sono conoscevo. E nessuno è meglio di te. Non c'hai il completo, non puoi far parte del Napoli. Guarda. Però sono puliti. Sempre. Lo vuoi il completo, sì o no? Vuoi entrare così? Non lo vuoi. Non vedo l'ora, soprattutto perché devo dire la verità, bello. Ti piace? Bello, mi fa godere. Ma che tagliare? Il tuo. Ma Mauro tu spui sul tuo ponte. Vabbè, di Mauro. La mente del Napoli Creators. Sono anche dottore. Ah, ok. Ma che testa. Vai giù. La testa del Napoli Creators. Questo cappuccione, insomma, ma non in questo. Fisico di Mauro, riprendilo! Nudo! La roccia del Napoli Creators. Sono qui si ragazzi di pranzo sato. La squadra cucchista. No, ma roba trovo una doppia speciale a te. No, padre no. Ma devo ancora Queste dinamiche. Eh sì, perché c'è trovo una squadra che se ne sta così. Ma pagliacci proprio, posso dire. Spero che perdino. Cioè, facci caso, noi curiamo sempre l'aspetto esterno. Strunzato, va mezzo camo. Gli fanno quattro. Si muove in numero 1. È un 11. Direttamente dalla Villa Elites. Questo è per Antò? La cadda fa Cristiano completa ancora, non c'è la Kids. Veramente stiamo il fatto di non lasciamo. È l'unico che non ce l'ho. Cristian dice. Vediamo cosa dice. Cristian, il primo gesto di sacrificio per il bene della squadra, il tuo completo a Kids. Ti do le mie cose. Quindi ti sacrifichi? No. 3? Però stavo buono. Il nostro bomber. Porco due ragazzi, viaggio della speranza. Ce l'abbiamo fatta. Focula, sti scemo, che ci fai qua? Sto provando a contrattare. Ma mi piace 7 dopo. Antò? Mamma mia, sì, magari è una pietra scolpita. No, Gio, oggi sto nervoso. Oggi sto full. L'elastica e cantanti. Ma pauroso, frasso così. Oh no? Kids. Un ritorno importante per una partita importante. Il prestito al Bayern Monaco. Esatto. È tornato Kids. Dai, che con Kids sono cazzo. Ma guarda che odora, Mirko! Ma che tiene proprio il ciapollo. Mirko ci fai da scena!
Grazie, ti amo. Andre! A Roma, Andre! Vai in porta con la macchina. Prego. Sì, fallo, Dario. Vai, vai. Vai Dario, vai. Vai, andiamo in porta con la macchina. Dario, vai. Vai, Dario! Dario! La situazione sta sfuggendo di mano. Appena arrivati al campo, ragazzi, guardate lì, già come si vedono i ragazzi lì dietro, un po' di incitamento vario. Ragazzi, speriamo bene, dai, pubblico delle grandi occasioni, Bello, ragazzi, tanta gente, dai, speriamo di non deludervi. Oggi sto full. Tengo una Barbie, non sai ne ghine, l'elastica e i contatti, la bambola salute, oppure membrana. Attenzione, Tante voci, ragazzi, destra e sinistra, capello io. Ragazzi, lui molto sottovalutato, ma fa morire il rosato. Molto sottomesso. Tutto bene, era uno. E dopo se ci fai gol, insomma. Ho fatto il cappello da napoletano. Proprio da napoletano pure, bravo. Allora, adesso vi faccio vedere, penso, la cosa più bella di questa sera, che praticamente è quella. Vediamo se rispondono presenti a quello che dico. È impossibile farsi sentire, non qua. Volevo fare guagliuccia, ma è impossibile, guardate qua quanti siete belli. Ragazzi, Joelier non fa il concerto stasera, Joelier è venuto a seguirci. Eccolo. Andre! Stai zitto! Ragazzi, per montaggi video, grafiche, riprese, Easy Crew, ragazzi. Poi contatti. Voglio, guardate qui che accoglienza. Oddio, le amo! Posso andare a mare! Bello, bello. Ecco il mio, ragazzi. Wow, bellissimo. Allora, facciamolo vedere. Oh! A posto al contrario. Olè! Godo! Dai, testa subito, siamo abituati a queste partite, capito? Non deve essere un punto a nostro svantaggio che siamo sotto pressione, ok? L'unica cosa che vi dico, abbiamo fatto un percorso di squadra, c'è un grande pubblico, non bisogna essere egoisti, dobbiamo giocare di squadra come abbiamo fatto fino ad oggi, perché se no non stavamo in finale se non giocavamo di squadra. Quindi stasera andiamo a vincere e vinciamo di squadra, ok? Potrebbe essere l'ultima possibilità veramente, perché l'anno prossimo cambiano un po' di cose. Sfruttiamola questa occasione, cazzo, ok? A Roma ci dobbiamo arrivare, poi me lo fotto proprio. Ma oggi a vincere, voglio non esiste. Ha deciso! Madonna, perché la devo chiamare? Bravo Giovanni. Cerca Crispo, palla orizzontale, Serroni in copertura. Davanti Campolunghi, cercato Chianese. È molto attento Chianese oggi. Oh mio Dio! Supera Allan, ha mandato al VAR Ron. Occhio a Crispo, tocco centrale per Matthew. Vai Gianni. Giovanni, Giomazzo, vai. No!
Madrid, attento Madrid! Torniamo, torniamo. Voglio attenti dietro, cazzo! Bravo Dario. Andre, pigliatene uno. Vai un traso, vai giù. E poi Ron che nasconde e serve Zacchigno. Palla verticale per Pipega, c'è campo, apertura, Campolunghi, controllo perfetto, finta ancora di Campolunghi. Destro murato da Super Allan che se la riprende ancora. E poi Di Mauro cerca Mirko che calcia. Sì. Centro che tira! Ma perché non finisce? Maro Guagliù, che partita, che finale, che emozioni. Mi hanno detto che ho giocato la mia miglior partita, non lo so. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ragazzi, siete stati uno spettacolo. Grazie mille a tutti per essere venuti. E Guagliù! Vi amo! Adesso alziamo la coppa però. Dicono che è solo un gioco. Guardate qui, si emoziona per una nostra vittoria perché è stata anche una tua vittoria. Sei più di un fratello.
E finisce qui una delle serate più emozionanti, belle, passionali e magiche da quando ho messo piede sui social. Ringrazio innanzitutto voi che non ci fate mai mancare il vostro affetto. La prima vittoria è proprio questa. Poi ringrazio tutti i miei amici, compagni di squadra, fratelli che non hanno mai smesso di credere in me. È abbastanza difficile farlo, lo so, però proprio questo vuol dire famiglia. E soprattutto non hanno mai smesso di credere insieme a me a questo piccolo grande traguardo chiamato YouTuber League. Tutti da piccoli abbiamo sognato almeno una volta di diventare calciatori un giorno. E sapete, non importa la categoria, la competizione, la coppa, l'importante è divertirsi ed emozionarsi. E noi stasera ci siamo emozionati tutti. E allora oggi siamo diventati tutti calciatori, con voi e per voi. Grazie per ogni singolo momento. Non è finita qui, manca ancora l'ultimo passo, quello decisivo. Forza Napoli, guagliù.